In s'ultima schida, sos carabinieri del comando provinciale di Nuoro hanno fatto controllos in bed and breakfast e affitta aposentos in ambito di un'operazione contro l'abusivismo in sul territorio di competenza. Sur militares de 79 stazioni hanno computato 238 attivitades, de custas a 30 sono risultatas irregulares, ponendo contravvenciones pro 360.000 euro. Su comando provinciale de sos carabinieri su linea che in sos ultimos annos in sa provincia sono sia a campo un upore di attivitades che a bed and breakfast, dommos, residenzias, aposentor di affittare chi non bintrana nuda chi in sos albergos. Sos studios de settori hanno posto in claro che s'abusivismo crescende die pro die e caiona problemas che a sa mancanza de sa tutela de sos traballadores in materia fiscale, sanitaria e de pubblica sicurezza. In prusu dai prima die di agosto est in vigenza sa legge regionale chi regula su settore. Sos carabinieri in sintiri di questa operazione hanno denunziato un di chi gestores a sa procura de sa Repubblica che hanno comunicato a generalidades de sos ospites a sas autoridades, impedendo di averguare sa presenza mescamente dei stranzos in provincia. Una delegazione ufficiale de Liberu da eris est in Catalogna, in sa città de Barcellona, a sostenne su referendum pro indipendenza da Spagna, chi isata de per fa che prima die de Santugabine. Sor cittadinos hanno de pennarrere si cherene vravicare una repubblica catalana indipendente. Liberu, su talineata che si Stato spagnolo ha declarau illegale su referendum e procussu mizzar de agente sun chircande in cada manera dell'impedire. Su comportamento desi Spagna contra questo processo democratico da tabiere cantu est totalitaria e contra a sa libertà democratica, scrive il Liberu. Attacumpanzau una campagna in favore desi Spagna che in operazione de polizia contra su governo catalano, sos partios, sos associos independentistas, arrestando 6 membri de su governo e desamministrazione, sequestrando che milioni de schedas elettorales e papireddos, compudando stamperias, ufficio regionale, seder de partios, associos, buttecas e dommor de cittadino liberos. Biende custar fainas contra sa democrazia libero est accostato de su popolo catalano, senza duda per una. Sa delegazione a tabizzilare su pras votaciones e a testimoniare tutto a su popolo sardu, mostrando a su popolo catalano e a sa Repubblica de Catalogna che er naschinde un usinzu claro de solidariedade internazionalista. Oie in Nuoro est sa notte dei ricercatori. Una bella vaina promovia da esa Commissione Europea prova che raddoppiare circadores e cittadinos e che va che risire scienzia deso santuarios uve su pur desarvortas la gorrana e fa che scomprendere l'importanza desa circa pro tutto o settore desa sociedade. In Nuoro a coordinare esas attividades e a maniadas in sex med e prata mameli est su Centru Europe Direct de su comune. Custu manzanu tottus as attividades fini dedicadas a sos studentes, ma finzas a denote mannu circadores, archeologos, programmadores, artesanos, professores, dottores e astronomos an essere a disponimento chi in fainar dedicadas a sa circa, sa conoscenza, a sa cultura scientifica. Pro Nuoro, sa notte de sos circadores cust'anno atto un significato particolare, sa città des candidata a capitale italiana desa cultura 2020 e dunque oie est un'altra occasione per mostrare il tempo de fa che Nuoro in campo scientifico e tecnologico. Due esempios, su simulatore medico Simannu de Sailun e su progetto Make in Nuoro, un laboratorio dedicato a sas tecnologias per uso modernas. Sexme ha ospitato per un convegno pro sa veste europea desa limba sube a navavedau desusardu limba d'Europa. Pro finanziare uno scanto straballos strutturale s'abbanò a tinanimu de vacher uno prestidu obbligazionario prosos primos sermeses de su 2018 circando in su mercato dinare necessario. Si va vedata de 180 milioni di euro e non sono mancata sas polemicas politicas a chi come approdano in Cussizzo regionale. A pedire Craresa est un gruppo de cussizzeri de centro-sinistra che hanno presentato un'interrogazione a su presidente della regione Pigliaru e a assessore regionale a sos traballos pubblicos Edoardo Balzarini. Su primo firmatario est Roberto De Riu de su PD che in Sardia Scoladas ha declarau chi s'ambitu idricu unico falliu e a Banoa si che depeti smantellare pro fravicare ambitos ottimales. Sos cussizzeri regionales e pedini si est beru chi a Banoa cominciau as proceduras a pro un prestidu obbligazionario e in cale sede l'ana decisu. In prusu che renischire ite battite vie resente de governo de s'ambitu de sa Sardigna e si sa dirigenzia de Banoa ti informaus a giunta regionale. S'interrogazione pedi purus i erveras
decisione de su prestidu commente è possibile, conforma s'articolo usese desi statuto di Abbanoa che previditi che sa sociedade appata unu capitale tottu pubblicu. Su Cussizio regionale depet apprettare approvazione desa preferenza a doppia de genere. All'upedire oie su Cussizio regionale de Campo Progressista Anna Maria Busia e Francesco Agus, presidente desa commissione autonomia. E resisa commissione a maggioranza, Franco Duo Cussizio de Supisdazza, ha votato in favore nata Agus e duncasa parete chi non bappata prusi impegos pro approvare impresse su provvedimento. Sa proposta nostra este chi su testo arribet in aula deretta pustir desa riforma desa rete ospedaliera, non che chi intre leggi urbanistiche e manovra finanziaria sa norma sarenete, ma su presidente Ganao nosata garantiu chi s'attaffachere. Su dibattito de eris in commissione nordati per Arbonas a Naosa Cussizera Busia, che est sa prima firmataria desa proposta de legge supra sa preferenza a doppia de genere. Sas cosas appare nemudadas, ma noisi amus a bizzilare ca calicunu pode sempre spedire su voto segreto. Ma a soschi sunu mandande ad ennantis custa battalla prosa preferenza a doppia de genere a sichira apprettare e an andare ad ennantisi periso ricursoso presentaor de un gruppo de Abocauso Castellaioso.